Bene, eccoci anche oggi insieme. Parliamo di un libro, Vista con gelosie, editori del Veneto. Ospitiamo l'autore, Renato Cagnin. Il libro è complesso e quindi lo faremo raccontare dall'autore. Leggo dalla quarta di copertina. Perché il maresciallo Cortese non aveva mai pensato di darle ascolto? Non aveva capito che dalla postazione della finestra con le gelosie lei aveva il controllo di tutto quello che succedeva nel cuore del paese? Allora, lo dico perché le gelosie, in questo caso, non sono sentimenti, No. bensì è un tipo di infisso molto presente anche dalle nostre parti, insomma. Il romanzo si svolge a Sorgenti, nome di fantasia, però identificativo di un paese della pianura veneta, padovana nello specifico. Sì. Il resto ce lo facciamo raccontare. Allora, perché è una storia, non so neanche come possa essere stata partorita, devo dire, di fantasia, ma anche una fantasia creativa. Vale a dire, è la storia di una statua, giusto? Sì. Che per essere sottratta alle ruberie dei nazisti viene trasportata da Venezia, se ben mi ricordo, a un paese appunto della provincia veneta, dopodiché ci se ne dimentica fino a quando a qualcuno viene in mente che questa statua di santo esisteva e che bisognava in qualche maniera andarla a ritrovare. Partono 4 persone che sono sorta di investigatori e a Renato Cagnin la parola. Sì, di fatto questa statua, si tratta di una statua del San Lorenzo, è una statua che proviene effettivamente da una chiesa veneziana, dove è rimasta da sempre, è una statua lignea del 1600 circa, che ha alcune caratteristiche particolari. Innanzitutto non è una statua scolpita in verticale, cioè in piedi, come nella quasi totalità dei casi, ma è una statua scolpita distesa. Il San Lorenzo è stato martirizzato sulla graticola e oltre ad avere questa postura, l'altra caratteristica che ha creato una sorta di mistero nel tempo attorno a questa statua è una cavigliera che sta sulla caviglia sinistra del santo, una cavigliera metallica che da sempre è stato identificato come un oggetto pagano. La leggenda vuole che questo oggetto sia stato addirittura recuperato nel sito di Lagole di Cadore, dove c'era una sorta di tempio all'aperto per votivo. Hanno trovato tempio pagano, un tempio pagano di fatto, e hanno trovato alcuni elementi che sono stati sicuramente utilizzati per dei riti, eccetera, ma anche perché fra Lagole e Domegge di Cadore ci sono stati dei campi di battaglia con le orde barbare quando venivano giù e lì hanno lasciato i resti praticamente delle loro battaglie. Si dice che questa sia di fatto la lama di una spada. Ma questo è il mistero, un mistero che si accresce perché ci si chiede come mai la Chiesa abbia, nel 1600, abbia accettato questo oggetto pagano applicato alla statua di uno dei santi più venerati, che è il San Lorenzo. Questa statua, come diceva Fabrizio, viene trasportata oltretutto nottetempo in un periodo molto delicato, che è quello sul finire della guerra, della seconda guerra mondiale. L'intenzione era quella di sottrarla proprio alle razzie che queste squadracce di nazisti stavano perpetrando in tutta Europa. E come in altre località, in altri piccoli paesi di campagna, a Sorgenti arriva questa statua. La statua di fatto viene custodita nelle sacrestie. Passa il tempo, guerra finisce e ci si dimentica di questa statua, si dimentica chi la custodisce e se ne dimentica soprattutto Venezia. Passa ancora un po' di tempo, a quel punto là nessuno la richiede indietro e la chiesa, la parrocchia, il parroco decide di esporla, di metterla in un altarino che era vuoto, era disponibile. A quel punto là la gente comincia a far sua l'identità di questa statua, la accoglie come fosse uno di loro, addirittura una persona più che una statua, e comincia il pellegrinaggio delle persone che vanno a visitare questa statua. Se ne parla di quando era a Venezia, la gente incuriosita al di là della sua identificazione religiosa viene a vedere questa statua. Passano circa 60 anni, arriviamo quindi ai nostri giorni e all'improvviso comincia a girare la voce che da Venezia vogliono indietro la statua.
il paese diventa praticamente un vespaio. All'inizio a Sorgenti la gente si rivolta, non vuole assolutamente che questa statua venga ritornata a Venezia, ma quello che più infastidisce è che non ci sono notizie che arrivano da quello che è l'unico punto di riferimento, che è la canonica, dalla parrocchia. Il parroco continua a tenere calma i suoi fedeli dicendo se ne occupano sia la curia sia le forze dell'ordine militari. Di fatto non è così, entrambi latitano. Allora a quel punto là, mentre la gente ha cominciato a calmarsi, convinta che questo succedesse effettivamente, ci sono 4 amici che da poco sono andati in pensione, non ci stanno. Fra di loro c'è il maresciallo Annibale Cortese. Tanto vediamo alcune immagini. Annibale Cortese che decide di mettersi a capo di questo quartetto di amici che non si ritrovano come di consueto al bar o sulle panchine della stazione, no, si trovano nella più vecchia barbieria del paese che si chiama Il Filo del Rasoio e uno dei 4 amici è proprio il barbiere, quindi lui è di casa bottega si diceva una volta. Incontrandosi quotidianamente loro trascurano i soliti argomenti di discussione della giornata che andavano dai fatti del paese, dalla parrocchia pure, e si concentrano su questa sparizione. Decidono quindi di sostituirsi alle forze dell'ordine ufficiali e cominciano delle indagini. Le indagini prendono 3 strade ben precise. La prima strada riguarda 2 fratelli che sostituiscono il sacrestano del paese che a momenti va in pensione, si propongono per sostituirlo, cosa che poi avverrà, con l'aggravante fra le indagini che è quella di possedere una copia delle chiavi della chiesa, e la copia delle chiavi è quella di una porta laterale dalla quale poi è stata trafugata la statua. Quale interesse possono avere se non di farla arrivare in qualche organizzazione che inserisca questi oggetti sacri nel traffico degli oggetti rubati, appunto. Questi sono i primi, è molto complicato naturalmente l'indagine, ma il maresciallo che guida sul campo le indagini usa molto scrupolo perché è freschissimo naturalmente di lavoro, visto che è appena andato in congedo. La seconda pista seguita è quella di un restauratore da Castelfranco Veneto che ha bottega vicino al Duomo di Castelfranco e lui, i suoi articoli, spesso sono articoli a carattere religioso, vengono portati per essere venduti al mercatino dell'antiquariato di Sorgenti, tappa di un suo lungo percorso che fa come espositore, che cade una volta al mese. Una volta al mese c'è questa esposizione dalle nostre parti, esattamente, i mercatini mensili. Esattamente così. E ogni qualvolta lui apre il suo banco a Sorgenti, la prima tappa che fa è quella di andare in chiesa e fare tutto il giro delle opere sacre che ci sono e si ferma, come quasi tutti quelli che entrano, a vedere questa statua particolare, se ne innamora di questa statua. C'è una complicità presunta in tutto questo perché si dice in paese che ci sia sia nato un legame tra lui e una restauratrice freelance che di fatto lavora a Venezia come in un laboratorio ma si di può Venezia. dire come va a finire? Perché qua... Non possiamo dirlo come va a finire, perché... non possiamo, perché intanto la storia è abbastanza lunga, è articolata, però sapere che oltre a queste due piste ce n'è una terza che riguarda un sacerdote che di fatto è stato di transito in questa parrocchia di Sorgenti perché era stato accusato di aver rubato degli articoli sacri in oro, di averli venduti, eccetera, eccetera. L'avevano mandato per punizione in questa località, c'è stato circa un anno e da un mese o 2 dopo prima della scomparsa della statua il sacerdote viene trasferito, ma anche lui aveva la possibilità di girare in chiesa perché aveva fatto il suo servizio, aveva prestato il suo servizio in chiesa a Sorgenti. Perciò queste sono le 3 piste ufficiali che vengono seguite. Il malcontento continua a crescere naturalmente in paese perché si sente sempre di più questa voce insistente che il santo deve essere assolutamente dato indietro. Perché tra poco andiamo in sigla, qua è...
La quarta pista, la sintesi. la quarta pista è questa, quello che vediamo dalla copertina. Vienna, che è la moglie del barbiere, di uno dei quattro amici, sente origliando quotidianamente quali sono i discorsi che fanno i quattro amici giù. Non può, sapendo come la pensa suo marito, non può partecipare alle discussioni che fanno in negozio. Conosce tutta quanta l'intrio che si sta intrecciando e le vicende e le piste che stanno seguendo. A un certo punto lei decide di dire che cosa ha visto da questa postazione. Vienna vede si ritrova a vedere alle primissime ore del giorno, in una giornata particolare, vede una scena che, detta poi, trasferita, comunicata a suo marito prima e poi a tutto il gruppo, che a quel punto accoglie Vienna nel loro gruppetto che si allarga, quindi diventano 5, comunica che cosa è successo. Allora a quel punto là capiscono che fra le 3 piste scelte una è quella che sicuramente porterà alla risoluzione del caso. In realtà nel momento in cui decidono effettivamente di puntare, ad aprire l'ultima di queste finestre, all'improvviso c'è il colpo di scena e succede qualcosa e siamo al 6 di gennaio, giorno dell'Epifania. Il romanzo si sviluppa tra il 17 dicembre... Tra il 14 di dicembre e il 6 di gennaio. A cavallo delle feste di Natale. Esattamente, il 6 gennaio c'è la rivelazione di tutto questo che non è un equivoco, è successo qualcosa veramente e quindi si saprà prima di tutto chi è stato a trafugare la statua, dove è andata a finire e soprattutto quello che conta di più è perché è stata trafugata. Bene, a questo punto possiamo anche andare in sigla, sembra quasi una puntata di un teleromanzo, grazie a Renato Cagnin che ci ha raccontato la trama del suo romanzo, vista con gelosie, editori del Veneto e la casa editrice. Grazie, buon lavoro. Ricordo solamente che prima di scrivere questo, non è alla prima opera perché ha già scritto Teramata, che è anche vincitore del premio Città di Bobbio 2013, 2 raccolte di racconti e vista con gelosie è finalista al premio Città di Lucca. Grazie, buon lavoro, buona scrittura e voi buona lettura. Ci si vede